Crocetta ha presentato all'Assemblea la nuova giunta. Il presidente rilancia autonomia e riforme. Mariella Lobello è vicepresidente della regione. Dario Piparo. È un Crocetta completamente nuovo quello che si presenta dinanzi ai parlamentari dell'Ars. Rispetto all'area torbida di appena 2 settimane fa, adesso sembra cambiato tutto. Anche il Parlamento ha cambiato approccio, modi e contenuti. E il simbolo di questo cambiamento viene presentato, il deus ex machina di questa presentazione, la Giunta Ter. Adesso puliremo il bilancio, dice Crocetta, che sarà rimpolpato dalla nuova programmazione dei fondi comunitari. La promessa è che non verrà fatta macelleria sociale e che il lavoro verrà considerato prioritario. Rilanciata la tolleranza zero invece nei confronti di appalti drogati e illegalità in qualsiasi forma. Crocetta apre al Parlamento lanciando messaggi di dialogo e collaborazione. Insomma, la Giunta non si trincera, ma si apre alla cooperazione con tutte le forze di rappresentanza. Discorsi con punte ecumeniche quasi sicuramente difficili da concretizzare, come in effetti certificato dallo scontro appena successivo con il capogruppo del 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Crocetta responsabile di aver mantenuto al vertice della burocrazia regionale Patrizia Monterosso, inquisita dalla Corte dei Conti sui cosiddetti extra budget della formazione. Il presidente ha difeso la Monterosso attaccando i grillini. Dopo il flop day, ha detto Crocetta a Cancelleri, siete solo degli incompresi. Bizze d'aula che non cambiano la sostanza, cioè che Crocetta ha nuovamente una maggioranza, il PD è compatto al fianco della nuova giunta e poco potrebbe incidere la scissione di articolo 4 con il fondatore Lino Leanza che fuoriesce dopo le polemiche sull'assegnazione dell'assessorato. Intanto Crocetta promette una riforma elettorale con riguardo alla tutela delle minoranze, riforme dei forestali e della formazione, ma soprattutto della burocrazia, con 1800 dirigenti della regione che la Corte dei Conti ha fortemente biasimato. Ne bastano 800, dice Crocetta, che sfida l'Aula. Scapperete davanti agli SMS dei dirigenti generali o affrontiamo una volta per tutte il problema? Intanto l'agrigentina Mariella Lobello, nuova assessore alla formazione, è stata nominata vicepresidente della Regione Sicilia. Crocetta riparte battezzando il nuovo corso come l'alba dopo una notte buia. Siamo coscienti che abbiamo contribuito a risanare i conti, che questo lavoro deve